Assessore, parliamo di questo grande centro che si vuole costruire insieme a Forza Italia. C'è qualche perplessità da parte dei Fratelli d'Italia? Cosa c'è in pentola? Ma non penso che ci siano queste condizioni di poter fare un tentativo che si vuole fare, ma già assistiamo, insomma, leggendo i giornali, veti che vengono posti a livello nazionale. C'è un'alleanza vera, concreta con il Presidente della Regione, ma il costruire un grande partito di centro che si chiami Partito Popolare o comunque qualcosa che si avvicina a quello che un tempo era un partito di centro, occorre attendere l'evoluzione di alcune situazioni e cercare di individuare soggetti credibili nel territorio italiano che formano una proposta ben delineata. Certo, ci sono fatti importanti che stanno succedendo in questi giorni. Il Governo nazionale ha previsto da un lato un intervento importante che riguarda il ponte sullo stretto sostenuto da Salvini, dall'altro questa rivoluzione che c'è stata, mi permetto di dire, ieri dal Consiglio dei Ministri, che ha fatto sì che si parli di zone ZES in tutta l'Italia meridionale. Opportunità importanti, vediamo quale sarà l'applicazione di queste direttive e speriamo che ci possa essere un'opportunità per il meridione, per i giovani, per frenare l'esodo verso il nord o verso l'est. Questo incontro tra Schifani e Picchettin per il Ministro per i termovalorizzatori è una cosa che abbiamo proposto da tempo al Ministro, di un decreto legge che consente di accelerare le procedure per realizzare i termovalorizzatori. Siamo in attesa di vedere se si fa questo decreto legge, che non è una cosa semplice, perché siamo convinti che occorra un impegno molto sostanzioso da parte del La nostra provincia è coinvolta sempre. C'era un progetto su Casteltermini ancora valido? Ma intanto abbiamo finanziato un progetto importante a Sciacca, sì, e possiamo dire che Sciacca, tra la discarica che aumenterà una capienza a 500.000 metri cubi e poi il compost sempre a Sciacca, già noi siamo presenti in questo territorio della provincia di Agrigento con un problema che è quello dei rifiuti, che possiamo dirlo per una decina d'anni lo abbiamo risolto. Quindi questo è il primo dato. Il secondo è abbiamo un compost finanziato già a Ravanusa, c'è un compost finanziato a Sciacca. Bisogna comprendere adesso l'altra parte dell'evoluzione della gestione dell'organico, che è quella di portare chiamiamolo rifiuto dell'organico in un contesto diverso, finalizzando l'azione alla produzione del biometano. Quindi una gestione anaerobica dell'utilizzazione del rifiuto per determinare biogas e quindi poi la successiva fase, che è il biometano, che riceve compensazione da parte dello Stato e quindi una riduzione alla fine della tariffa. Questi sono i passaggi importanti che noi contiamo di fare per ridurre sempre più il costo dei rifiuti.